Allora, stiamo discutendo fuori onda il problema dei problemi, perché poi noi lo diciamo anche ridendo, però di fatto questo penalizza tutte poi le attività, perché è inutile pensare anche alzare i prezzi se poi il servizio non è gratificante, non è sufficiente, non si possono fare le cose se non ci sono le persone preparate, qualificate, fidalizzate poi soprattutto alle aziende. Questo è un altro aspetto importante. Cosa sta succedendo? Cosa non sta succedendo? Che tanti giovani non accettano certe proposte occupazionali. Eh sì, non sono più di appeal. È un momento storico strano. Guarda, ci sono state io ho la mia idea. È vero che forse qui da noi il fenomeno del reddito di cittadinanza è stato meno, come dire, notevole come, insomma, come sistema, però ha instillato un'idea che è quella di poter prendere dei soldi, avere dei soldi senza fare nulla in cambio. Ragazzi che magari ricevono delle proposte di lavoro normali, magari ci pensano perché? Perché si può avere di più. Però adesso, in questo momento, il reddito di cittadinanza e non abbiamo più dipendenti, questo è quello che sta succedendo. Non è che il mondo del lavoro, anche nel settore turistico, ma non solo, perché poi da noi parliamo di piccole e medie imprese e apriti cielo, offre poco per quanto riguarda per mettersi in gioco a quel punto, e la famiglia, se parliamo di giovani, tutto sommato fuori non ti butta fuori di casa. Mangiare mangi sempre, magari una paghetta te la dà, perché anche quello è il discorso, che comunque ricevi qualche soldino e non vale la pena per lavorare 8 ore o anche di più in un ambiente che non risulta più così stimolante, anzi diventa sacrificante per il settore turistico, gli orari e tutto per un giovane. Allora, tutto può essere, però noi siamo cresciuti in un mondo dove si lavorava e, come dire, sì, tutti i calcoli non venivano fatti. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire, se io devo calcolare, prendo 1.500 euro al mese, quando mi costa partire in macchina, la spesa, mangiare, capisco, diventa impossibile, posso capire, ma parallelamente capisco anche l'impresa, dipende da quanto è la redditività del datore di lavoro. Non è possibile avere tutti delle redditività enormi che consentano cifre, perché stiamo parlando di importi di un certo tipo, non dei 900 euro, dei 1.000 euro, dei 1.500 euro. Si rifiutano anche cifre più alte. Questo è il vero nodo. E allora si va in crisi. Perché? Perché non puoi pagare, non sei in grado magari di pagare di più, pur volendo. Perché? Perché il tuo volume d'affari non te lo permette. Nel contempo non hai personale e qui si innescano dei meccanismi nuovi che capiremo più avanti. E non riesci a seguire i clienti, assolutamente. E non lo riesci a seguire il cliente. Quindi capiremo più avanti come si può risolvere salvando sia una situazione, cioè aumentando. Ma poi attenzione, ricordiamoci sempre una roba. Noi avevamo gli stipendi più bassi in Europa e sono ancora i più bassi in Europa, ma quelli che costano di più all'impresa. E quindi il solito cuneo fiscale. E c'è un problema di fiscalità importante. Se ne sta parlando in questi giorni a livello del governo e io spero che si trovino delle soluzioni, però purtroppo è un problema vecchio. Sì, ma infatti. E quando tu metti tassa su tassa, tassa su tassa, fai fatica poi. Io ricordo le accise, per esempio, abbiamo quelle dell'Abissinia, del Vajont, del non so quante altre, ma una volta messa una tassa bisogna vedere se si riesce a togliere. Settore del commercio. Non è facile. No, assolutamente. Abbiamo parlato di turismo, il settore del commercio cercasi ancora commesse e commessi comunque. Il settore del commercio ha i suoi periodi, è un periodo di preoccupazione. Allora, è andata benissimo, se vogliamo, nell'ultimo anno, indubbiamente.
e c'è stato insomma, un incremento di fatturato cioè benissimo, è andata con un incremento anche di fatturato complessivo. Il problema è che tu hai avuto N anni in depressione. Quindi bisogna Per cui anche compensi, certo. Cioè il mondo dell'impresa anche può avere un periodo, un sinusoide dove tu hai una crescita, una decrescita. Il problema sta nel non lasciarsi coinvolgere quando il momento economico è negativo. Certo, in un momento così, col punto di domanda, non diciamo negativo, sennò veramente ci condizioniamo anche noi negativamente, troppo negativamente, le fiere degli investimenti e quindi le prossime manifestazioni di cui lei si occupa, che ha organizzato e che continua ad organizzare, come le vede alla luce di quella che è stata la recentissima manifestazione del Mercante in Fiera di Parma? Allora, parliamo di Arte Padova, parliamo di Antiquaria? Sì, ma abbiamo visto a Parma, soprattutto nel settore arte moderna e contemporanea, è andata bene. L'arte rimane un bene rifugio, si investe. Quindi è andata bene? È andata bene, ma anche lo scorso anno Arte Padova, anche Genova. Cioè, allora, la volontà e la capacità anche di spendere c'è ancora. Il pessimismo di cui parlo, che non è un pessimismo ma è semplicemente vedere quello che succede, ci sono degli scenari in due certo. quadranti del mondo che inquietano, ma detto questo ogni nazione cerca di correre il più possibile con la propria produzione, la propria industria, cerca di crescere nel PIL. Noi oggi l'Italia ha un discreto incremento nella produzione industriale, per cui non vedo una situazione da assumere in maniera negativa, la vedo con la speranza intanto che questi due problemi si risolvano velocemente, certo. Perché prima si risolvono più siamo tutti tranquilli. E poi il problema di innovare anche le formule lavorative. Anche questo. Secondo me forse questa è la parola chiave, Presidente, perché dietro l'innovare ci stanno tante modalità anche di approccio che devono essere valutate. Perché poi tra l'altro abbiamo parlato di giovani che in realtà non in senso negativo, soltanto che siccome si cercano giovani, certo. Ma riguarda anche figure che hanno più anni in più, magari durante il Covid hanno scoperto modalità di qualità di vita, certo. Che non vogliono perdere. Assolutamente. Avendo magari tanti rischiato la vita, sono trovati davanti alla morte per la malattia, hanno detto ma certo. È questa la vita che voglio? Forse anche certo. No. Cioè... Ma io direi che il Covid in un modo o nell'altro ha fatto vedere una prospettiva di vita diversa. Ecco perché dico non vedo negativamente, perché tutto si rimodella, tutto si rimette in armonia. Questo è un periodo fatto così. Certo. Anche questo periodo verrà superato da altro. Speriamo veramente. Intanto, in attesa di superarlo, speriamo al meglio, cosa ci aspetta in modo particolare ad Arte Padova dal 10 al 13 novembre? Perché allora, poi quello dell'arte è sempre il settore... Arte Padova è una delle più importanti mostre d'arte moderna e contemporanea italiana. Ci aspettiamo indubbiamente il solito consenso di pubblico che ormai avviene dal 1990. È una delle fiere più vecchie, credo che sia la seconda più vecchia in Italia. Per cui il collezionismo, diciamo che a Padova chi viene a visitarla fa anche degli ottimi affari. È una fiera nazionale, vengono da tutta Italia, dove si cerca anche degli spunti di investimento, perché uno dei motivi è l'investimento, e ad Arte Padova si consolidano certe tendenze economiche, certe curve economiche dei vari artisti, e non solo quelli super storicizzati, non so, da Fontana, De Chirico, ma anche artisti più, fra virgolette, giovani, cioè giovani nel senso morti da non moltissimo, certo. Tipo Schifano, tipo, insomma,
innovazioni. Schifano per esempio ha fatto un best price importante da Christie's qualche mese fa, superando addirittura 800.000 euro, per cui parliamo di, era una Coca-Cola se non erro, per cui insomma è interessante sia da un punto di vista collezionismo ma anche investimento. Anche per visitarlo se non altro, però, anche per vedere, no, quali sono... Beh, visitare vuol dire vedere 15.000 opere in mostra di autori importanti, è come visitare non una grande, tante grandi gallerie d'arte moderna e contemporanea messe insieme. La selezione come avviene? Quindi dietro la selezione... Diciamo che la selezione è cominciata, se vogliamo, spontaneamente nel 90. È da lì che nasce, cioè una selezione non la fai in un anno. Quindi è un work in progress. Si stratifica anno per anno, dove le varie gallerie importanti del panorama nazionale si aggiungono, alcune vengono sostituite, altre si aggiungono e portano le loro eccellenze. Quindi anche per un artista emergente che è ancora in vita, magari, sto pensando, perché non necessariamente tutti devono essere morti. Beh, se è emergente si spera che sia in vita. Esatto, deve avere sempre una galleria di appoggio, è importante nell'arte, diciamo è un po' come avere un agente, no? Un'agenzia. Sì, nel Contemporary Art Talent Show noi ospitiamo anche indipendenti, artisti indipendenti, che sono i giovani però. Che si vengono a proporre. Che si vengono a proporre. Infatti io prima parlavo dei grandi nomi del Novecento. Nella sezione CAT, che è un padiglione a parte, noi abbiamo due grandi padiglioni, il 7 e l'8, che sono dedicati ai mostri, diciamo, dell'arte moderna e contemporanea, con dei valori importanti. È chiaro che ci sono opere da centinaia di migliaia di euro come opere da milioni. Certo. Nel Contemporary Art Talent Show invece sono tutti giovani, opere che oscillano dai 1.000 ai 5.000 euro grosso modo. Quindi possono essere e anche lì bisogna pescare, ecco, perché lì ci può essere il futuro Fontana. E allora, dal 10 al 13 novembre potete andare a vedere, a pescare, a curiosare, a stimolare anche la sensibilità nell'arte, invece Antiquaria dal 4 al 12 sempre di novembre, e qui troviamo pezzi di antiquariato selezionati e molto belli e interessanti. Nicola Rossi, grazie di essere stato qui con noi, siamo giunti al termine, le auguro buon lavoro visto che davanti ne ha anche un bel po' da fare, ci riaggiorneremo con altre novità, speriamo sempre in positivo e che queste nubi vadano via dagli orizzonti, dei nostri orizzonti. A voi cari telespettatori, grazie di averci seguito, buon proseguimento, buona giornata e a domani.